Amici di Generazione Non Stop, oggi siamo a Villa Giatra con Annalisa ed Elena. Allora, Annalisa, inizia tu, dai, iniziamo questo servizio parlando di questa particolarissima giornata organizzata a Villa Giatra. Salve a tutti, ormai come ogni anno sta diventando una tradizione quella di organizzare qui a Villa Giatra a Cammarata appunto il memorial in onore di Ludovica Gambino per promuovere anche la ricerca per il neuroblastoma. Con l'occasione del termine della chiusura della stagione estiva e del termine dei corsi di nuoto organizzati dall'associazione SD Swimming Platani si salutano i genitori dei bambini e dei ragazzi che hanno seguito i corsi di nuoto e si fa in modo, quando c'è la possibilità, anche quindi quando il tempo lo permette, purtroppo oggi è stato un po' nuvoloso e quindi non ci ha dato la possibilità di far esibire tutti i bambini dei corsi, di far vedere i lavori che sono stati fatti durante l'estate, dopo aver fatto appunto da giugno a settembre la stagione estiva. E parliamo invece con Elena, una delle organizzatrici di questo grande evento e non solo, anche coordini un po' tutto l'evento estivo di Villa Giatra, quindi per quanto riguarda tutti i ragazzi. Ma com'è stare dietro a tutti questi bambini e organizzare? Oddio, è faticosa perché in realtà l'organizzazione è molto lunga, l'organizzazione dura tutta 3 mesi perché quando cominciano i corsi già si comincia ad organizzare perché comunque si formano, si crescono i bimbi che poi si esibiscono il giorno del saggio e quindi insomma è un po' molto faticosa perché dura 3 mesi. Insomma si comincia fin dall'inizio perché poi i bimbi vengono premiati con gli attestati, raggiungono il livello successivo di nuoto e quindi bisogna lavorare su di loro e insomma su tutto. Cosa insegnate durante l'estate? In realtà è più che altro per raggruppare un po' i bimbi e tenerli un po' impegnati per l'estate, però l'obiettivo è appunto far raggiungere il livello successivo del nuoto, quindi cominciano i bimbi con l'acquaticità, quindi piccolissimi, raggiungono il primo, il secondo, il terzo, il quarto livello e il sesto che è l'ultimo, poi in quel caso sono insomma veramente degli specialisti di nuoto. Ti parla uno che a 4 anni già frequentava l'acqua, quindi tutti i vari corsi di nuoto, ma cos'è proprio la bellezza, perché fa bene a un bambino già approcciare con l'acqua e con la compagnia, con tutti i bambini vicini a loro? Beh, va bene perché intanto rimangono in compagnia con gli altri e quindi si socializza anche meglio, perché si socializza bene, soprattutto in estate ci sono molti ragazzi che vengono anche da fuori e quindi riescono a socializzare. E poi fisicamente insomma è risaputo che il nuoto fa molto bene. Ultima battuta, i genitori cosa ne dicono? I genitori sono più entusiasti dei figli, tanto è vero che abbiamo molti genitori che seguono i corsi di nuoto anche loro. Evento organizzato esclusivamente in onore di Ludovica Gambino. Cosa si prova a venire a vedere questi eventi, essendo che insomma sono passati un po' di anni e comunque vede ancora persone che ci tengono a tenere vivo il nome di sua figlia? Sì, sicuramente è un'emozione fortissima. I primi a tenere sempre vivo il nome, il ricordo, proprio la persona di Ludovica siamo noi in famiglia. E quindi io tendo a comunicare questa mia abitudine. Ho incontrato Vincenzo 4 anni fa, gli ho proposto 3 anni fa poi gli ho proposto questa attività e lui è stato veramente entusiasta della cosa e anche perché è molto importante far conoscere che ci sono determinati problemi e sensibilizzare le persone, perché dico io che molte persone vogliono fare qualcosa, magari o per motivi tecnici o per motivi di tempo non riescono a impegnarsi e magari queste piccole manifestazioni in cui magari si chiede loro di dare un piccolo contributo per la ricerca è anche un modo per sentirsi utili, per dire anch'io ho fatto qualcosa. Vogliamo ricordare qual è la tipologia della malattia? Allora, la malattia è il neuroblastoma, è un tumore maligno che colpisce solo bambini, è 4 livelli praticamente, è il più pericoloso, quello più aggressivo è il 4, che era quello che aveva mia figlia.
I progressi con la ricerca ormai, insomma, l'associazione esiste da diversi anni, sono stati fatti tanti passi avanti, moltissimi. Rimane, ecco, per il primo, secondo e il terzo livello i risultati sono più che soddisfacenti. L'ultimo, per il quarto livello, ancora la ricerca deve continuare, perché essendo il più aggressivo, quello che colpisce le ossa, quello che si manifesta quando uno meno se l'aspetta, allora è necessario incrementare la ricerca proprio principalmente per tutti, ma principalmente per il quarto livello. Ricerca che non è soltanto la ricerca per il farmaco, giusto, ma anche per le attrezzature. Noi la ringraziamo per il suo impegno per portare avanti questo tipo di manifestazione, purtroppo con il problema che l'ha colpita, ma sta facendo uscire fuori la forza che c'è dentro di lei e comunque sta portando avanti un'iniziativa veramente importante. Decisamente c'è stata una persona che mi ha detto che la sofferenza non deve rimanere mai fine a se stessa, deve servire per andare avanti e non ripiegarsi su di essa, perché così non serve a niente, serve solo se ti dà la forza di andare, di dare anche a tu non hai più niente, il tuo problema l'hai risolto, noi l'abbiamo risolto in modo triste, però ci sono altri che ce l'hanno il problema, il sapere che ci sono delle persone che stanno facendo qualcosa per questi piccoli già dà alle mamme, ai genitori la forza anche di affrontare il problema, che è lungo perché si tratta naturalmente di mesi e mesi. Io vi chiedo, amici di Generazione Non Stop, che se avete la possibilità mandare indietro e riguardare, riascoltare le parole che ci ha detto appena adesso la signora. Grazie mille. Grazie a voi. Buona continuazione.